Dunque è scoppiato il bubbone mediatico, ne abbiamo parlato prima, nella prima parte con il nostro vice direttore Alberto Commisso. Telepordenone è stata la prima a parlare di questo caso che sta diventando di livello nazionale. Una mancata stretta di mano del sindaco senatore a una ragazza di colore. Dunque, nel corso della serata, notizie di pochi minuti fa, sono arrivate delle reazioni importanti. Innanzitutto partiamo dalla notizia di un sit-in di protesta degli studenti medi del Veneto che hanno anche lanciato un hashtag "La mano la diamo a tutti". È stata organizzata una giornata di mobilitazione di fronte al Teatro Russolo in Piazza Marconi, se non vado errato, a partire da domani mattina. Ci saranno slogan e striscioni. Il coordinatore dell'associazione di Portogruaro, Domenica Zambolini, dice: invitiamo il sindaco a chiarire pubblicamente insieme alla studentessa l'accaduto, magari dimostrando l'errore e promuovendo le costruzioni di eventi atti a un clima di integrazione e accoglienza. Maria Teresa Senatore, lo ricordiamo ancora una volta, ha replicato dicendo che lei non si è accorta di questa ragazza, che comunque non fa alcuna distinzione di razza, di sesso, non discrimina e punta il dito sull'opposizione, sul centro-sinistra, in questo caso, che si sofferma su quelle che lei ritiene delle cose di basso conto, insomma, delle cose non proprio importanti. Quindi denuncia anche un clima di contrasto, un clima che a Portogruaro si sta facendo pesante, proprio perché si mettono, secondo lei, in evidenza cose non importanti. Sono arrivate però le reazioni anche, possiamo togliere queste immagini grazie a regia, del gruppo consigliare in Regione Veneto del Partito Democratico. Francesca Zotis, Bruno Pigozzo e Piero Ruzzante dicono: se è vero che il sindaco di Portogruaro non ha stretto la mano a una ragazza di colore, riteniamo di essere di fronte a un comportamento inqualificabile. Ricordiamo anche i principi dello Statuto del Veneto, l'articolo 5, sosteniamo con forza la protesta e lo sdegno di studenti e cittadini veneti. Chiediamo tra l'altro che così dovrebbero fare tutti i rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal Presidente della Regione. Difesa a spada tratta di Maria Teresa Senatore di quanto è accaduto nella giornata di ieri è arrivata da Luigi Geronazzo, assessore, mentore stesso della Senatore. È stato Geronazzo a proporre senatore candidato sindaco nella scorsa primavera. Difesa a spada tratta anche da parte di Giorgio Barro, alleato di secondo corso, nel senso alleato in vista del ballottaggio per il secondo turno, ma comunque componente di spicco dell'attuale maggioranza. Barro tra l'altro critica molto aspramente Bertoncello, si dice stupito del fatto che lui da ex sindaco dia queste lezioni sostanzialmente. Non ha detto proprio così, ma la sintesi è questa. Nel dubbio invece Città dell'Emene dice: se è vero quello che è successo è un fatto gravissimo, se invece è accertata la buona fede si è trattata di una sbadataggine. La Lega Nord difende a spada tratta anche lei la senatore. Alessandra Zanutto, il capogruppo, ha detto: noi non siamo razzisti, noi leghisti, nelle nostre file abbiamo anche un esponente di colore, Tony Iwobi. Io direi, gentile regia, di saltare tutte le altre notizie perché il caso senatore è davvero molto importante ed è, ripetiamo, scoppiato a livello nazionale, grazie anche a noi di Telepordenone che siamo stati i primi